Le vostre foto del io sto a casa, allora c'è chi cucina, come questo ragazzo, magari c'è chi sta imparando a cucinare per la prima volta, chi si dà da fare lo stesso per camminare, questo è il signor Giorgio da Milano che cammina sul suo tapis roulant. Insomma, grazie per questi squarci che ci date delle vostre case, che significa anche la nostra vita in questo momento, perché molto oltre le case non c'è per molte persone. Un appello importante arriva dall'Istituto Superiore di Sanità, di nuovo lo diamo perché è estremamente importante, è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro che dice che in questa fase è molto importante che non si interrompano le donazioni di sangue. Vorrei fare un appello a tutte quelle persone generose che mettono il proprio sangue al servizio di chi ne ha bisogno. Non interrompete le donazioni, non ci sono ragioni per farlo, anzi sappiamo che in questo momento è oltre il 10% il fabbisogno tagliato, in questo momento le donazioni sono state tagliate, scusate, del 10%, il fabbisogno invece resta uguale se non anche di più. Controlli ai supermercati. Da questa mattina lunghe file si stanno accalcando al di fuori dei negozi di alimentari e dei supermercati. Di norma quasi tutte le persone stanno a distanza di 1 metro. Nonostante tutto però sono numerose le segnalazioni che ci giungono in redazione per protestare. Per molti, quando vanno a fare la spesa, le distanze di sicurezza non vengono rispettate. Ecco allora che per far rispettare le misure governative dedicate a limitare i contagi da coronavirus, anche gli agenti della Polizia Municipale di Treviso sono scesi in campo in forze nelle ultime ore. 4 i supermercati controllati stamani, poi risultati in regola. Le attività di controllo si sono poi protratte anche nel pomeriggio e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Certo, i controlli proseguiranno tutti i giorni, soprattutto anche in borghese. Faremo tutto il giro dei supermercati in modo tale che i supermercati debbano rispettare quella che è la normativa, quindi tutti i clienti devono stare a 1 metro di distanza. Quindi raccomandiamo tutti i direttori dei supermercati di attenersi scrupolosamente a quella che è la normativa. Con l'avvicinarsi del weekend pare che in tanti stiano facendo una corsa ai rifornimenti di cibo, forse pensando che i supermercati restino chiusi sabato e domenica. Probabilmente non sono state comprese appieno le nuove disposizioni del governo per contrastare l'emergenza coronavirus. È bene ricordare che secondo il decreto dell'11 marzo i supermercati, in quanto fornitori di beni di prima necessità, saranno aperti. Sarà quindi possibile fare la spesa anche nel weekend, evitando file e assembramenti di persone che vanno contro la logica stessa del decreto che ha previsto l'apertura anche sabato e domenica proprio per evitare disagi. Non c'è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l'approvvigionamento alimentare anche nei centri commerciali. Saranno chiusi i negozi delle gallerie, ma resterà aperto il supermercato per i beni di prima necessità. Ovviamente quindi non accalcatevi tra oggi e domani, saranno aperti i supermercati anche la domenica, potete tranquillamente spalmare le cose negli orari e nei giorni, l'importante è non accalcarsi. E questo naturalmente valeva anche per i mezzi pubblici, vale a maggior ragione adesso. Ci sono diverse novità per quanto riguarda il trasporto pubblico a Padova in provincia. Da lunedì il tram effettuerà servizio festivo con orario festivo, mentre il trasporto extraurbano utilizzerà il servizio del sabato. Il trasporto urbano di Padova già oggi è in servizio con l'orario prefestivo, quindi del sabato, con alcuni rinforzi, specie la mattina sulla linea 7, ad esempio quella che va in zona industriale, per far sì che i lavoratori possano andare al lavoro senza su autobus non eccessivamente pieni. Inoltre tutte le corse da lunedì urbano ed extraurbano termineranno attorno alle 8 di sera. Sarà garantito il night bus fino a mezzanotte, un servizio ridotto che invitiamo a utilizzare semplicemente chi ha effettiva esigenza di muoversi, ad esempio persone che magari devono lavorare, magari in ospedale, quindi l'invito è veramente a usarlo solo se c'è necessità. Ricordiamo inoltre che su tutti i nostri mezzi è presente Gelmani per potersi pulire le mani una volta a bordo, e che sanifichiamo tutti i mezzi tutti i giorni
prima della via del servizio, e anche il tram viene sanificato addirittura ogni corsa. Ecco, il servizio è ridotto, quindi perché ovviamente ci sono meno persone che girano, si invita a utilizzarlo solo chi ha bisogno, che deve andare effettivamente al lavoro. Per tutte le altre persone vale l'invito che si sta facendo da più parti in questi giorni, che è quello di rimanere a casa ed uscire semplicemente se ci sono delle necessità. Allora, questo per i mezzi pubblici. Vi ricordo, ve lo rifaccio vedere, il cartello della Regione del Veneto, l'intestazione è proprio così, Regione del Veneto, le donazioni per il coronavirus, ovviamente non a favore. Sabato 14 marzo, Santa Matilde di Germania. È il 74esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 292 al termine. Il sole sorge alle 6:24, tramonta alle 18:16. La luna sorge a mezzanotte, tramonta alle 9:15. Nasce a Venezia Niccolò Massa. Medico insigne, usò particolari metodi di cura che gli procurarono pazienti da tutte le parti d'Europa. Scrisse alcuni trattati scientifici e riformò gli studi anatomici, facendo anche importanti scoperte. Le previsioni per domani. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, clima asciutto e ottima visibilità. Possibili nubi basse fino al mattino sulle zone prealpine e pedemontane, precipitazioni assenti, temperature minime in calo, massime stazionarie o in contenuto aumento.